Amici, bentrovati. Di che cosa parliamo oggi e dove siamo? Provate a indovinare. Un paese che ha disegnato, che ha dipinto nelle sue case questo, pane e cavalli. Qual è? Quale può essere? Bonorva, che ha la tradizione del panzicchi e dei cavalli. Oggi siamo qui a documentare Sischiglia di Bonorva, una manifestazione in cui accorrono tantissime persone da tutta la Sardegna ogni anno e che ha da raccontare tantissimo in fatto di cerimoniali, tradizioni, avvenimenti collaterali. Ci sarà da divertirsi e da imparare qualcosa. Hand on my head, chest on my chest. Oggi abbiamo deciso di essere presenti a Bonorva alla manifestazione Sischiglia 2019. Ci vedete in mezzo alla pista perché si tratta di una giornata dedicata ai cavalli e ai cavalieri, dedicata alle pariglie. Una manifestazione che è in crescita tutti gli anni e che quest'anno secondo me ha raggiunto il momento topico. Qua mi vedete in mezzo a tutti i partecipanti che daranno inizio a queste 2 giornate di divertimento e di solidarietà. Perché? Perché le donne che vedete stanno sfilando contro la violenza sulle donne. Ma partiamo dall'inizio. Facciamo un salto indietro di qualche giorno, precisamente al giovedì prima, quando in comune si svolge una parte cerimoniale che dà ufficialmente inizio alla manifestazione. Il giovedì verso mezzogiorno ci presentiamo noi come associazione Suarzone designato che è Torre Sanna in comune, dove consegneremo noi lo spadino. Lo spadino perché? Perché è l'arma che poi servirà. L'arma che serve al capocorsa, diciamo, per aprire la manifestazione. Consegnato ufficialmente lo spadino al sindaco, a questo punto si è pronti a partire. E così la mattina dell'indomani andiamo ad assistere all'inizio di questa giornata che si prevede lunga e impegnativa. Va, che squadrone che siamo, scortati dal gruppo folk di Bonorva, siamo arrivati davanti la casa del protagonista di questa manifestazione, ovvero Suazone. C'è tutto il paese qua davanti. Torre Sanna, Suazone 2019. Oggi sei il più importante del paese, emozionato? Sì, abbastanza, dai. Si vede. Allora, dopo la tua vestizione comincia questa fase dedicata appunto alla figura di Suazone. Cos'è? Suazone praticamente era colui che ai tempi dietro, quando si faceva, si macinava il grano, governava tutto il capo dei cavalli. Era lui che teneva il gruppo di cavalli da davanti e tutti quegli altri a seguire. I cavalli che facevano salzola, che era proprio la raccolta del grano. Sì. Vedo che hai tutta la tua famiglia vicino, gli amici vicino e tutto il paese che ti sostiene, quindi in bocca al lupo. Io ne approfitto già da adesso a ringraziare tutti quanti perché mi hanno dato tutti quanti un bel sostegno. La mia famiglia e tutti quanti. I cavalieri ci sono, mi hanno dato una bella risposta e oggi lo vedremo. Mamma mia, per noi è solo una festa, ma per loro, come vedete, è una cosa molto seria. Era visibile e chiara a tutti l'emozione che c'era sul viso del Suazone e della sua famiglia, perché qua a Bonorva i cavalli sono una cosa seria. Adesso però parte la festa per noi e per voi. Gruppo folk Sas Bonorvesas, i tamburini di Oristano, gli sbandieratori
di Sassari, tutti i cavalieri presenti a questa manifestazione, tutti insieme in questo grande festoso corteo. Ci stiamo dirigendo verso la via principale di Bonorva, dove si svolgerà la manifestazione e dove ci sta aspettando davvero tanta gente. Sarà una grande festa. Uno dei tanti momenti cerimoniali è questo, quello della consegna da parte del sindaco dello spadino. Sì, è un momento molto importante, è un momento rituale, nel quale si concentrano un po' tutti gli sforzi sia dei cavalieri che degli organizzatori, e noi quindi lo affrontiamo con la giusta riserva. Vedo ancora il cavallo senza il suo cavaliere. Terminati i cerimoniali di rito dei giorni precedenti, si arriva al giorno dell'evento, che parte come di consueto con la grande parata formata da tutti i partecipanti alla manifestazione, con in testa, appena dopo i gruppi folk, le maschere e gli sbandieratori, i protagonisti a cavallo guidati dalla figura del Suasone, che in groppa al suo cavallo saluta il pubblico presente. Allora, parliamo della maschera di Austis, che non tutti conoscono, quantomeno non la maggior parte delle persone. Tra l'altro è bellissima. Parliamone un po', cosa rappresentate? Allora, la maschera di Austis rappresenta nelle sue figure Sucolonganu, Surzu e Sor Guardianus. Surzu rappresenta la vittima sacrificale del carnevale, che sarebbe il dio Dioniso, che è il dio della vegetazione, che ogni anno viene sacrificato, diciamo, per poi rinascere il prossimo anno. Poveraccio, c'è un bel compito di essere sacrificato. Ogni anno lo cambiate praticamente. Più o meno. È la figura di Sucolonganu, che rappresenta proprio la maschera di Austis, è proprio questa qui, ed è una maschera che facciamo un rito che è un rito pagano, per ringraziare l'annata agraria, per richiedere le piogge tramite le pelli. L'associazione culturale Sucolonganu di Austis si è prefissa di recuperare e valorizzare le tradizioni popolari della comunità, in particolare quelle che riguardano i riti legati al carnevale. E invece queste fronze di corbezzolo cosa rappresentano sulla maschera? Rappresentano la vita, diciamo, dopo la morte, sono le ossa che abbiamo sulle spalle, la vita che si rigenera, e poi, essendo una pianta sempre verde che ha in sé fiori e frutti, fertilità continua. Continuiamo con Sischiglia di Bonorva. Prima di addentrarci nell'evento, due chiacchiere con Tore Senes, presidente dell'Associazione Cavalieri di Sischiglia, proprio per spiegare che cos'è Sischiglia. Sischiglia è un evento che si svolge al termine del carnevale, esattamente il sabato e la domenica dopo il carnevale. Una manifestazione che si basa sulle pariglie. Cosa sono? Esatto, le pariglie sono corse di cavalli appaiati. La parola pariglia vuol dire cavallo appaiato, che corrono a due o a tre, tutte e tre assieme. Bravo, Torresana, Torino Solinas, Luigi Poco, bellissimi come sempre. Però, fin dai tempi antichi, chi correva le pariglie non si limitava a correre e basta. C'era qualcuno che voleva spiccare. C'era sempre quel cavaliere che dava diciamo segni di destrezza, riusciva a fare anche numeri acrobatici sopra il destriero, sopra il cavallo. Ed è da lì quindi che si è instaurata la tradizione di fare le figure sempre più elaborate. Figure elaborate, diciamo 3x3, 2x2, centrali girati, ponti, sempre in piedi ai cavalli. La caratteristica di Sischiglia Bonorvese è che corrono solo cavalieri di Bonorva. Sì, questa rigorosamente solo bonorvesi, solo bonorvesi. Giovanni
Giovanni e Bore Angiur, padre e figlio. Si è cominciato quindi a fare questo appuntamento con le pariglie in modo annuale, fin dai tempi antichi. Ad un certo punto però la manifestazione di Sischiglia si era interrotta. Siete stati voi a riportarla in auge poco tempo fa, 20 anni fa. Sì, nel 1999. Purtroppo è successo un fatto grave, una cosa tragica. Era successa una spettatrice che purtroppo ha avuto un impatto col cavallo e diciamo che è stata una cosa brutta. E loro hanno avuto proprio questo merito di riportare a Bonorva questo avvenimento. Ed eccoli qua, questi dovrebbero essere Ignazio Ruggio e Salvatore Pintore. Infatti velocissimo. Stavamo appunto dicendo, Pietro, che voi avete il merito di aver riportato questa manifestazione a Bonorva. È vero, sì, nel 99 ci siamo riuniti un gruppo di appassionati cavalieri di Bonorva, cercando proprio di valorizzare di nuovo i cavalli che a Bonorva sono sempre stati proprio una grande manifestazione delle pariglie carnevalesche a Bonorva. E allora addentriamoci nella manifestazione, adesso loro due hanno un grande affare, quindi abbiamo fatto un'intervista. Stiamo cominciando la manifestazione e c'è tanto da fare. Di Pietro Maruncheggio. La mattinata di questa prima giornata prosegue dunque con le pariglie, mentre solo l'indomani potremo ammirare l'ormai celebre corsa a Sischiglia. E mentre i cameraman continuano le immagini sulle pariglie, io vado in giro a informarmi un po'. Sentite questo suono caratteristico, qua lo si può sentire, siamo venuti qua perché giù in fondo c'è troppo rumore e non avreste potuto sentirlo. Queste campanelline, che poi danno il nome a Sischiglia perché si chiamano così, Sischiglia, e ognuna di queste campanelline venivano messe non a caso addosso al cavallo, venivano messe perché con questo rumore, con questo suono che sentite, si pensava allora si potesse scacciare il male, scacciare i demoni. E questo era il significato di Sischiglia, cioè tante campanelline che tutte insieme con questo suono scacciavano i demoni, scacciavano il male. Siamo venuti qua però perché questo è anche il punto da cui i cavalli partono. E infatti sono partiti anche loro velocissimi, i cavalli oggi sono velocissimi e bellissimi, eccolo qua. Giuseppe Porchetti, Mario Ilde. Siamo con Tore Secchi, uno dei fondatori storici di questa manifestazione. Diamo due cenni storici. Chi sono i fondatori e quando hanno fondato? I fondatori è stato Salvatore Angiu, Giovanni Pietri, i primi, Angelino Cossu, adesso è morto. Ma quando? Nel 99. Ah, quindi non è abbastanza recente Sischiglia. 20 anni ci siamo. Sì. 20-21 anni. Lei li ha vissuti tutti i 20 anni di Sischiglia? Tutti, non sono mancato mai. I Turio Testoni con noi, che sono i più vecchi. Cos'è cambiato negli anni? Com'era i primi anni? Sempre stata una guerra, però mi sembra come i primi anni. Perché? Perché è una guerra? Perché è una guerra, c'è tanta cosa da fare, preparare i cavalli, preparare i mantalli e tutto. E allora si faceva oltretutto senza una lira. Allora non si faceva senza soldi, col paese ci aiutavano tutti, portavamo le transegne da un paese all'altro nei primi anni. E le evoluzioni, Torre Senes, storico! Quelli sono due storici e abbiamo iniziato dal primo anno. Salvatore Angiu e Pietro Marunchetti. Tore ha fatto nascere questa cosa. Tore Angiu è stato il primo della Schiglia e il primo Asone nel 2000. Raffaella, salutiamo un applauso Raffaella e Tore Unida. Interrompiamo un secondo lo speaker della manifestazione e di tantissime manifestazioni in Sardegna, Angelo Masia. Proprio ti rubo 2 minuti perché tu sei un esperto di cavalli e di pariglie. Ti sentivo poco fa raccontare di una storia di donne nell'antichità, di una tradizione che si faceva il pomeriggio. Sì, praticamente questa manifestazione si faceva comunque già dall'800, c'era la regola fissa a mezzogiorno. Col suono della campana di mezzogiorno i cavalli dovevano smettere di correre. Tassativamente è una cosa bellissima questa. Perché? Non lo sappiamo. La campana di mezzogiorno decretava la fine della manifestazione mattutina. Dopodiché, dopo pranzo, c'era l'uso di riuscire con i cavalli con a groppa una donna in costume, naturalmente con la maschera.
Perché con la maschera? Ah, perché è carnevale. Sì, la maschera a caldo, praticamente le chiamavano. E questa cosa non si usa più. Non si usa più, non la fanno più. E facevano il giro delle case e dove venivano offerte frittelle, montogada, dolci. Addirittura parla la storia che nelle case dei nobili venivano offerti anche cioccolatini e liquori, cose che la gente non era abituata a vedere. Molto bene per Emanuele Stighi, Salvatore Angelo e Samuele Unali. Guardate che belli tanto che sembrano imbarcati. Quali sono le famiglie più importanti, più storiche di queste corse bonorvesi? Allora, famiglie antiche, diciamo, i De Riu, è una famiglia molto importante, meglio noti come Salute, il soprannome De Riu Salute. Infatti quando lo incontravamo per strada bastava dire Salute, salute a voi. Che belle queste storie. E Poi c'è la famiglia, ci sono gli Angelo, famiglia storica, che è il vicepresidente, è il primo asone della storia di Sischiglia quando è stata riportata qua, Corso Umberto I, qui a Bonorva. Allora, il percorso è strutturato in questo modo, che praticamente finita la pariglia, poi fate il giro del paese e tornate alla... Sì, facciamo un giro e ritorniamo alla partenza. E fate praticamente 3 partenze? Sì. Nino Marrucchetto e Salvatore Pintore. Famiglia Pintore Marrucchetto, che ha un cavallo elettrico. Elettricissimo. E com'è andata? Sta bella. A momenti battevamo i palloni, però. È difficile dominare un cavallo così. È bellissimo, alta velocità qua. Però sono quelli che danno le prestazioni migliori se riesci a controllarli. Certo. Salvatore Unida con la sua bellissima figlia Raffaella Unida, un applauso a loro. Com'è andata? Anche perché tu sei una delle pochissime donne. Benissimo. Ah, sei l'unica? Sì. Onida, tu fai parte di una famiglia di cavalieri. Sì, una famiglia di cavalieri. Quindi è da piccolina che vai a cavallo. Sì, poi ho smesso un po' e poi ho ripreso perché ho anche un bambino di 8 anni, quindi... Va, complimenti! Molto bene per il giovane Edoardo Lasso, portato bene da Mino Secchi e da Filippo De Riu. Non posso non chiederti com'è andata. Benissimo, siamo soddisfatti del nostro passaggio. E voi siete una famiglia storica di Bonorva in quanto a cavalli. Tutti sono storici a Bonorva, chiunque partecipi. De Riu, Gabino Pintore. Ma non so se state vedendo quante donne ci sono. Io mi aspettavo di vedere ovviamente molti più uomini, invece sono tantissime le donne e le ragazze che vengono a vedere questa manifestazione. Tantissime donne sto vedendo in questa manifestazione, appassionate di cavalli. Sì, appassionate di cavalli. Davvero? Sì, molto. Con mio grande stupore tante le ragazze presenti alla manifestazione. Sì. Come mai? Appassionate di cavalli? Sì. Vero signora, dicevo molte donne a vedere questa manifestazione. Io più che a vedere ho marito a Sischiglia. Ah, ecco perché. Appassionato di cavalli? Sempre. Ma qual è la difficoltà di queste pariglie? Di andare a cavallo. Provaci di fare la dieta, vedi che ci sono fantini che pesano 130 kg. E la difficoltà è quella. E devi fare dieta per fare la pariglia? Allora. Qual è la difficoltà delle pariglie? La difficoltà delle pariglie è che il cavaliere deve essere abbastanza pronto per saper rimanere a cavallo in queste situazioni, perché non sono tutti che riescono a fare delle pariglie come le fanno anche a Bonorva, diciamo, oltre Uristano e altri. Le donne come se la cavano? Le donne, diciamo, a cavallo sono poche qua che escono, a qualche processione, però per fare sartiglie così acrobatiche sono poche. Poche, perché? Eppure sono più leggere. Sono più leggere, ma purtroppo non sono tutte che lo fanno. E la mattinata prosegue così con le pariglie dei cavalieri bonorvesi che effettuano 3 tornate in cui effettuano figure ed evoluzioni diverse fino all'ora di pranzo in cui ci si congeda per darsi appuntamento all'indomani per la giornata più importante in cui non vedremo le pariglie ma la vera e propria ischiglia, ovvero la corsa all'anello.
Secondo giorno de Sischiglia di Bonorva 2019, vi faccio vedere il paese ancora vuoto. Guardate qua, la pista lunghissima che attraversa la via principale di Bonorva, ancora non battuta dai cavalli, perfetta, morbidissima. Qui oggi arriveranno tantissime persone a vedere le pariglie, le evoluzioni dei cavalieri bonorvesi, ma soprattutto verranno tantissime donne a solidarizzare contro la violenza sulle donne, insieme alle 300 figure femminili che faranno una grande sorpresa a tutte le donne e cercheranno insomma di lanciare questo messaggio ovviamente in favore delle donne. Emanuela Sassu, organizzatrice di tanti eventi a Bonorva e non solo, ma oggi ti sei superata. Hai radunato oltre 300 donne in costume provenienti da tutta l'isola per... Allora, oggi abbiamo dedicato questa giornata alla violenza contro le donne. Le donne del folklore si sono riunite per dire basta al femminicidio, perché veramente abbiamo raggiunto dei numeri allucinanti. Quindi tutte noi ci siamo riunite per dire basta. L'iniziativa in cosa consiste in particolare? Allora, l'iniziativa è una sfilata con oltre 300 donne, tutte in abito tradizionale, senza stendardi identificativi del paese o delle associazioni. Sfileranno con una rosa rossa in mano. Che bel, ma guarda. Abbiamo il presidente, vieni tu. Oltre 1000 le rose che state distribuendo. Quasi 2000. Quasi 2000. Noi abbiamo dato a tutte le donne una rosa rossa con un fiocchettino rosso per dire basta alla violenza sulle donne. Ed è a questo punto che a Bonorva avviene la magia. Un corteo di oltre 300 donne che in silenzio e con sguardo fiero si uniscono compatte in una marcia silenziosa per solidarizzare con le altre donne. Meravigliosa mia sposa, fresca e forzaterosa. Una cosa mai accaduta in Sardegna e che certamente lascerà un segno, non fosse altro per l'atmosfera di grande emozione che sono riuscite a creare in questa mattinata. Anche da parte di Angelo Masia, elegantissimo poi oggi. Grazie. In onore alle donne. Ma avete visto cosa... Io ho girato quest'anno nelle varie manifestazioni equestri un corteo così bello, con questi colori sgargianti, con questa serietà e l'emozione del pubblico quando hanno saputo che era dedicato al femminicidio, una cosa così importante. Penso che oggi sia unica in Sardegna e l'abbiamo visto e notato anche dalla gente che ha seguito con tanta emozione questo momento. È vero, un momento che rimarrà negli annali, perché non è mai successo in Sardegna. Secondo me sì, mai successo in Sardegna. Devo ringraziare, ne approfitto per ringraziare l'associazione Ippica Sischiglia e anche questa ragazza che ha collaborato, Manuela Sassu, che ha cercato di metter su, di invitare tutte queste ragazze che hanno indossato in un modo incantevole e commosso il loro costume da tutte le parti della Sardegna. È vero, ti ho visto a tratti un po' commosso. Certo, mi ha emozionato tanto questa cosa, mi ha fatto piacere renderla partecipe a tutto il pubblico. Spero di essere riuscito a trasmettere la mia emozione a loro. Come sempre io ci tengo a farvi vedere tutto di una manifestazione e quindi anche il dietro le quinte, quindi anche le cose che le persone non vedono. Vieni, ve li faccio vedere tutti, guardate che belli questi bianchi, fantastici, tutti i cavalli tenuti benissimo, stracurati. Guarda, le piace la telecamera, vuole stare davanti. Maledetta! Facciamoci un click, dai, su Facebook. A questo punto, vedete, loro fanno questo piccolo tratto che li porta dietro la chiesa dove c'è il punto di partenza e solo lì, solo da lì le persone che sono venute numerose potranno cominciare a vederli. E poi ci sono i giovani di questa manifestazione che siete voi che state portando avanti questa tradizione, perché sennò... Ci proviamo, non è facile ma ci proviamo. Perché non è facile? È un sacrificio all'inferno.
Ah, è vero, perché non è a vedervi qua, bisogna vedere d'inverno. Dietro cosa c'è? C'è lavoro, sembra cavallo. Stanno fremendo, vi faccio andare alla partenza. Buona gara, che poi non è una gara, buona manifestazione. E la manifestazione si è aperta al meglio, una figura da parte del Soissone e degli altri due che si sono alzati sul cavallo 3 su 3, una cosa tra l'altro che il Soissone non può fare, è l'unico che deve soltanto aprire le pariglie, e invece ci hanno regalato questa bella sorpresa. Da questo momento si inizia seriamente la manifestazione. Con Angelo Masia adesso vi descriviamo un altro momento della manifestazione, ovvero quello caratteristico di Sischiglia, il centro di Sischiglia. Di Sischiglia, praticamente in molte occasioni, in molti paesi la chiamano Corso alla Stella, come la Sartiglia di Olistano, che c'è la stella d'argento, Corso all'Anello. Qua a Bonorva proprio prende il nome dalla manifestazione stessa, cioè Sischiglia, che non è altro che la campanella che adorna la collana che il cavallo porta sul collo. Eccola qua quindi, Sischiglia oramai alta, è stata testata da Torresanna, si sta per lanciare al galoppo, diamo inizio alla corsa all'anello. Che peccato, non è così. Siamo con il signor Vittorio Testoni, un altro dei fondatori storici di Sischiglia. Allora, descriviamo quali sono i momenti chiave di questa manifestazione, i cerimoniali storici. Sono che parte dalla vestizione del Soissone in casa sua, no? La casa di famiglia, no? E poi si salgono in piazza, che ci aspettano lì il sindaco che ci deve dare lo spadino a Soissone. Ci descriva meglio questa tradizione dello spadino, cioè perché si fa questo gesto? Cosa rappresenta? È un gesto che facevano da prima, dagli antichi, che sapevano che prima magari non era come adesso è fanno più la cornice, prima si dava così e finiva lì. Certo. E adesso fanno una cornice più. Però cosa rappresenta questa spada che viene consegnata? I cavalieri allora che partivano sempre con la spada, quando andavano i guerrieri andavano sapevamo sempre la spada, è un simbolo. E invece, un altro momento molto importante è quello della copertura del cavallo con la gualdrappa. Quindi si mette per bellezza, per abbellire il cavallo, Però la particolarità è che la gualdrappa viene custodita dal sindaco in comune, è il sindaco responsabile tutti gli anni. E poi la consegna sempre il giorno a sua zona interessante. Siamo all'interno qua non può accedervi davvero nessuno, siamo in mezzo ai cavalli, vi diamo un'esclusiva e un'esclusiva in più ce la dà, come ti chiami? Giuseppe Porcheddu. Giuseppe Porcheddu che ha preso Sischiglia! Grazie. Allora, è questione di bravura o è questione di fortuna? Tutti e due. Onesti. Sì. Un applauso a Porcheddu! Grazie. Allora, eccolo qui, Lasone, appena tornato non ha preso Sischiglia ma ha preso la testa in pieno. Sì. Ma perché era bassa? No, come ho beccato la stella praticamente la Sischiglia ha volato e poi è finita sulla mia testa, sulla mia fronte. Eppure è rimasto lì sorridente, ha resistito, però si vede il colpo. Si vede, si sente. Si sente, ragazzi, che emozione, però io ti ho visto particolarmente emozionato. Una bella manifestazione, sono delle sensazioni uniche che alla fine si provano. Ce lo dici già chi decreterai come tuo successore? Sa ancora? Non lo posso dire.
Allora, io questo volevo farvi vedere, però la meraviglia di questa manifestazione, che non è soltanto lì nella pista, è anche qua nella attesa, nella curiosità della gente che viene a fare le foto ricordo. Insomma, è un momento davvero bello, anche perché loro ci tengono sul serio. Noi ci scherziamo, per noi è una festa, per loro è una cosa importante. Suasone di quest'anno, Tore Sanna, nel momento in cui c'è stata la vestizione era evidentemente emozionato, i familiari anche, perché è una tradizione, questa è importantissima, e hanno la responsabilità addosso di tutta l'organizzazione, cioè Sischiglia 2019, cioè Sischiglia è tutta basata sulla loro persona. Adesso lui dovrà decretare il prossimo Asone, quello che prenderà la festa il prossimo anno, e anche quella è una bella responsabilità. Stiamo attendendo la partenza, eccolo, il prossimo cavaliere che sfida il percorso, vediamo se ce la farà. E a questo punto i saluti di tutti i cavalieri partecipanti, che fanno un passaggio veloce per ringraziare il pubblico, per poi recarsi tutti di fronte al comune, dove avviene il cerimoniale di chiusura in cui Suasone riconsegna lo spadino al sindaco, che lo custodisce fino all'anno dopo. E dopo di ciò il brindisi con cui Suasone apre la bottiglia in segno di festa. Solo ora può considerarsi davvero chiusa Sischiglia 2019, non prima però della sfilata finale, in cui tutti i partecipanti riceveranno il plauso della città e del pubblico presente. E a questo punto il grande finale, torniamo in pista tutti insieme, tutti i partecipanti, tutti insieme per questo grande finale, sotto gli applausi scroscianti del pubblico che è rimasto fino a tardi. Siamo all'ora di pranzo inoltrata, è rimasta proprio per vedere questo grande finale. Una manifestazione bella, divertente, a tratti emozionante, anche perché quest'anno c'è stato questo valore aggiunto di queste presenze femminili che hanno deciso di sfilare contro la violenza sulle donne. Vorrei un applauso da tutti i partecipanti, le donne, i componenti dell'associazione e il presidente e vicepresidente là in fondo. Saluti e baci.